se no l'intenzione è quella di mantenere questi pazienti all'interno delle strutture, isolarli dal resto dei decenti che ci sono in queste strutture, quindi creare dei moduli isolati, in modo di far sì insomma, che vengano gestiti poi all'interno delle strutture. Abbiamo iniziato proprio, abbiamo fatto l'incontro stamattina, l'incontro odierno con i direttori generali, in cui abbiamo già dato indicazioni che negli approvvigionamenti che arriveranno quotidianamente di DPI ci sono anche i DPI per le strutture per anziani, nello specifico le mascherine chirurgiche, ricordiamolo. E mascherine chirurgico e poi un po' di attenzione rispetto anche agli altri dispositivi nelle strutture dove ci sono casi positivi e dove c'è una situazione più grave. Di alcune strutture stanno andando in affanno rispetto alla turnistica, rispetto appunto all'assistenza vera e propria. Abbiamo cercato e stiamo cercando di intrecciare quindi con la cooperazione, le cooperative sociali eccetera, la disponibilità di altro personale, ma stiamo anche ragionando sul personale che voi sapete oggi c'è è a casa, che è quello del semiresidenziale, dei centri diurni, perché avendo bloccato e chiuso i centri diurni fino al 3 di aprile, oggi quel personale è a casa e quindi stiamo cercando di capire anche se questo personale può andare in supporto in quelle strutture che sono più in sofferenza.